Un'altra giornata di lutto per il mondo della voga alla Veneta con il funerale di Beppi Fonger, all'indomani delle esequie dell'amico Sergio Tagliapietra Ciaci, entrambi a Pellestrina, nella chiesa di Ognissanti. Per anni i due hanno formato una delle coppie più importanti del remo nel panorama lagunare. Entrambi avevano 87 anni e si sono spenti a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Molti rappresentanti istituzionali e del mondo della voga presenti anche oggi. Una persona squisita, una persona che bravo, determinato e uno che non se la rendeva mai. Una delle cose che mi ha anche insegnato è che bisogna cominciare le robe e finirle, no? Perché bisogna piacere, certo. Quindi questo mi ha aiutato molto nella vita e nel lavoro. A ricordare Beppi anche il fratello Palmiro, compagno di molte competizioni. È bene che i giovani sappiano cosa hanno fatto i fratelli Fonger e che meriterebbero che entrassero nella storia, dico una corbelleria, ma ci sono tante calli qui e non sarebbe male che una calle si chiamasse Calle Ciaci e un'altra Calle Fratelli Fonger. Dopo la carriera agonistica, Fonger si è dedicato all'allenamento dei gondolieri, in particolare delle donne, formando campionesse come Gloria Rogliani ed Ebola Scarpa.